E allora rieccoci, inizia da questo momento il lungo pomeriggio che ci vedrà insieme per raccontarvi la giornata di dolore, di ricordo, di omaggio, lutto nazionale, lo ricordo, per i tre carabinieri che sono morti nella strage di Castel d'Azzano. Li abbiamo visti in questa toccante copertina curata da Francesco Ceron con i loro nuovi gradi. Sono stati promossi di grado post mortem per il loro sacrificio sottotenente Marco Piffari, il maresciallo Valerio Daprà e l'appuntato Davide Bernardello. Li abbiamo conosciuti anche con i loro nomi di battesimo, Marco, Valerio, Davide, in questi giorni quasi come fossero nostri amici, nostri vicini di casa. Li abbiamo conosciuti nel ritratto di chi li conosceva non solo nell'Arma dei Carabinieri ma anche i vicini di casa, i parenti, insomma tante i racconti commoventi e toccanti di questi tre carabinieri che sono caduti nel loro servizio, nel loro dovere per questa tragedia davvero assurda. E allora iniziamo questo racconto che ci porterà poi alle 16 ai funerali di Stato alla Basilica di Santa Giustina e come sapete le più alte cariche dello Stato saranno presenti a partire proprio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con me in studio in questo pomeriggio e lo ringrazio per essere con noi il colonnello Salvatore Gibilisco. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito e saluto ai telespettatori. Allora, il colonnello Salvatore Gibilisco l'avete sicuramente riconosciuto perché è stato protagonista anche di tanti nostri servizi nel corso degli anni nei nostri telegiornali, 40 anni nell'Arma dei Carabinieri, ovviamente anche a Treviso, ovviamente 40 anni nell'Arma dei Carabinieri e oggi è formatore di cultura, legalità e anticorruzione nella pubblica amministrazione. Si è sempre carabinieri nell'anima, non si smette mai la divisa. No, non si può mai smettere. Come diceva il generale Callaberto della Chiesa, abbiamo gli alamari cuciti sulla pelle, per cui non si smetterà mai di fare i carabinieri. È un momento di grande dolore, carico di sentimenti, di emozioni. Allora, a proposito di emozione, vedo in diretta, prima di andare dai nostri inviati, che viene intervistato in questo momento uno dei feriti. Sentiamo cosa sta dicendo. Di una famiglia che è quella dell'Arma dei Carabinieri. Basta, lei fa parte del SOS, ci può regalare un ricordo di Marco Piffari? Era un grande uomo, un grande comandante, metteva prima i suoi ragazzi al primo posto e poi la sua vita privata. Le ultime parole che vi siete scambiati prima quando siete entrati nella casa martedì 9? È meglio che non lo sappiate. Mi può ricordare il suo nome? Arrestiato Andrea. Grazie. Allora, così Valentina Visentin in questo momento ha catturato le parole di uno dei sopravvissuti alla strage di Castel d'Azzano, che evidentemente si trova nella zona della Basilica di Santa Giustina. Teniamo sempre, se mi fate vedere anche un preview di Valentina Visentin in attesa che arrivi qualcun altro, grazie a Francesca Pezzo, grazie a Andrea Basso in regia, fra poco lo raggiungerà anche Mattia Pizzaia. Forse allora facciamo così, rispetto all'ordine che abbiamo detto, che ho detto in regia prima, partiamo proprio da Valentina Visentin, allora, che ha appena intervistato uno dei feriti. Adesso elencherò ovviamente tutta la squadra in onda, ma andiamo subito da Valentina Visentin con Sandro Ponchio che si trova davanti alla Basilica di Santa Giustina. E sono parole, Nicola, quello che avete sentito, che hanno toccato nel profondo anche noi che siamo qui. Abbiamo visto l'emozione negli occhi del carabiniere del SOS di Mestre, commilitone di Marco Piffari, del sottotenente Marco Piffari. Era con lui nel momento in cui sono entrati nell'abitazione di Castel d'Azzano e qui stanno arrivando anche gli altri carabinieri feriti quella notte, perché si sta preparando tra pochi minuti l'area del Sagrato dove siamo noi, verrà interdetta, nessuno potrà più passare. Come vedete dalle immagini di Sandro Ponchio si stanno preparando tutti i militari per il picchetto interforze dei carabinieri, polizie di tutte le forze dell'ordine. Sono già state deposte molte corone di fiori dalla provincia di Padova, dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dal Ministero della Difesa,
tante autorità che stanno arrivando, ma soprattutto tantissimi colleghi per questo ultimo saluto e l'abbraccio ai 3 militari deceduti martedì notte nella strage di Casteld'Azzano. C'è ovviamente tantissima commozione anche tra di loro, perché vestono le divise, ma li vediamo tutti quanti profondamente toccati e provati dal dolore, con gli occhi lucidi, per cui insomma sono davvero momenti anche per noi emozionanti, e questo è quello che possiamo raccontarvi qui dal sagrato della Basilica di Santa Giustina, dove alle 16 inizieranno i funerali di Stato. Lo ricordiamo ricordando i nomi dei 3 militari: Valerio Daprat, diventato maresciallo Valerio Daprat, l'appuntato Davide Bernardello e il sottotenente Marco Piffari. La linea può tornare allo studio. Resta ovviamente collegata, così vediamo poi se arrivano, ecco, in preview in regia, così vedo se arrivano altri poi dei colleghi feriti nell'esplosione. Facciamo il primo giro veloce, l'abbiamo già fatto con Valentina Visentin, andiamo allora dove tutto partirà di fatto, dalla Camera Ardente allestita ovviamente al Comando Provinciale dei Carabinieri. Chiara Gaiani con Cristian Roque Allende. Questa mattina abbiamo già sentito alcune delle parole che hai raccolto nella prima edizione. Com'è la situazione in questo momento? Nicola, sì, qui si sta per chiudere di fatto questo che è diventato una grande piazza in cui abbiamo raccontato il dolore dell'Arma dei Carabinieri, il dolore dei tanti cittadini che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia dell'Arma dei Carabinieri e ai familiari dei 3 carabinieri uccisi. In questo momento qui in questo piazzale ci sono il comandante provinciale attuale, colonnello Simone Pacioni, ma anche il generale Michele Cucuglielli, che ha lasciato il suo incarico a Padova proprio da pochi mesi. Sono entrati entrambi all'interno della Camera Ardente, hanno portato il saluto dei vertici dell'Arma dei Carabinieri. Era presente fino a poco tempo fa anche il generale Salvatore Luongo, che è il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Potete vedere adesso le immagini del generale Cucuglielli che saluta, che abbraccia quelli che fino a neanche un mese fa sono stati i suoi uomini. E abbiamo visto anche entrare proprio pochi minuti fa un carabiniere con una vistosa fasciatura al naso. Uno dei momenti più davvero drammatici ma anche emozionanti di questa mattinata è stato l'arrivo di Domenico Martella, il carabiniere ferito, che ha voluto essere qui nonostante in questo momento sia in carrozzina, ma non si è sentita di raccontare il suo dolore ai nostri microfoni. E poi tante persone, c'erano anche dei bambini molto piccoli, c'erano molti anziani. Negli occhi ho le immagini di una signora che non riusciva neppure a salire la rampa di accesso a questo piazzale. C'è una piccola rampa, ma ha voluto esserci, ha voluto salutare i 3 carabinieri fedeli servitori dello Stato, 56 e 36 anni, che hanno dato la loro vita. Hanno risposto a un ordine nel cuore della notte, si sono presentate il casolare di Casteld'Azzano. E Nicola, io ti racconterei anche quello che uno degli ufficiali qui ha detto questa mattina. A me ha colpito davvero moltissimo. Ci ha detto: oggi facciamo fino in fondo il nostro dovere, poi da domani ricominciamo a lavorare. E questo è lo spirito che si respira qui. C'è il dolore per aver perso 3 degli uomini migliori, il comandante del nucleo operativo, il comandante di Davide e di Valerio. Ha parlato di Valerio come di un padre, era il formatore delle API, dell'aliquota di pronto intervento, mentre per quanto riguarda Davide l'ha definito un fratellone. C'erano anche molti uomini del battaglione, uomini del sottotenente Marco Piffari, però da domani si riprende a lavorare, perché lo spirito del carabiniere è proprio questo, quello di essere pronto, quello di continuare a servire lo Stato con un grande dolore nel cuore, ma anche con quello spirito di servizio che davvero contraddistingue l'Arma dei Carabinieri e tutte le sue donne e i suoi uomini. A meno che non ci sia Valentina che mi chiede la linea, andiamo da
Ah no, ecco, allora forse c'è Chiara Gaia, forse c'è Valentina Visentin, vediamo se c'è Valentina Visentin. Sì, Valentina Visentin. Valentina. Vediamo se riusciamo ad avvicinare. Domenico, chiederti un ricordo. Mi va di parlare, scusate. Sì, dove sei? Un ricordo dei tuoi colleghi. Oggi davvero, per me è il giorno del silenzio e del dolore oggi. Vi prego per onorare anche i colleghi che non ci sono più e tutti quelli che si sono fatti male. Oggi non mi sento di parlare, scusate. Delle SOS del 4° battaglione Mestre. Sì. Il tuo comandante. Sì, il mio comandante. Signora, andiamo. Grazie. Era il collega ferito che si trova in sedia a rotelle, che questa mattina l'abbiamo visto nelle immagini, era alla Camera Ardente, collega di Marco Piffari. Allora andiamo da Marta Zatta, che si trova in un'altra zona vicino a Santa Giustina. Marta. Sì, buongiorno. In questo momento mi trovo davanti al circolo degli ufficiali dell'esercito e al comando dei carabinieri. Come lo vediamo alle mie spalle ci sono le bandiere esposte a mezz'asta, così come chiesto, come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Stop anche a tutti gli eventi politici in programma per oggi. Si parte dal centrodestra ma anche dal centro-sinistra. Sono rimandati tutti gli appuntamenti in programma per oggi della campagna elettorale. Per quanto riguarda la città di Padova, il sindaco Sergio Giordani ha dato delle modifiche alla viabilità, sono state infatti modificate le corse di autobus e tram, ma è stata anche chiusa la viabilità, come vediamo in questo momento, dalle 13 alle 19 per permettere il passaggio dei carri funebri di Valerio Dapra, Davide Bernardello e Marco Piffari. Lo ricordiamo, lutto nazionale, saranno presenti le massime cariche dello Stato. Al momento sono ammesse ad entrare all'interno della Basilica di Santa Giustina 1200 persone, però è previsto quasi certamente che Prato della Valle sarà completamente occupato dai cittadini che vogliono dimostrare la loro vicinanza in questo terribile momento. Alla mia sinistra è stato anche allestito un pronto intervento da parte dei sanitari, lo vediamo, le ambulanze della Croce Verde, della Croce Rossa pronte ad intervenire per qualsiasi eventualità. Quindi sono veramente tutti pronti, le forze dell'ordine, i sanitari, i cittadini cominciano ad arrivare e a riempire la piazza. Si aspetta l'inizio di questo funerale che sarà alle 16 e niente, per il momento è tutto, a te la linea per nuovi aggiornamenti. Noi dobbiamo sempre essere collegati anche con Valentina, perché in questo momento stanno arrivando costantemente i colleghi feriti nell'esplosione, quindi restiamo sempre vicini anche a Valentina Visentin, perché in ogni momento potrebbe avvicinarsi qualcuno. È entrato uno dei colleghi, fra poco uscirà e lo potremo sentire. Abbiamo visto Marta Zatta, andiamo da Francesco Ratai, un'altra zona sempre nei pressi di Santa Giustina. Francesco. Sì, buongiorno Nicola. Siamo all'incrocio tra Via Belludi e Riviera del Businello, dove passerà il corteo funebre. Farà questa strada da Riviera di Businello, passerà davanti alla Questura di Padova, scenderà e passerà qua davanti a Sant'Antonio e arriverà in Prato della Valle. Lo vedete, il traffico è chiuso, passano solo gli autobus. Quest'autobus aveva portato dei militari dei carabinieri in alta uniforme, passano le auto di servizio e stanno arrivando anche i primi cittadini che assisteranno al funerale. Con noi c'è il signor Alberto, l'abbiamo visto con un mazzo di fiori.
anche lei sarà qui a portare il suo cordoglio. Sì, sono a portare il cordoglio ai miei colleghi perché sono un carabiniere in congedo e non si smette mai di essere carabinieri, e anche per i miei fratelli del 41esimo corso degli allievi sottufficiali. A nome di tutti sono qua oggi a portare questo piccolo pensiero, questo omaggio floreale, ma che non è solo un omaggio floreale, l'omaggio è la presenza di tutti quanti quelli del mio corso a questo funerale. Me lo diceva prima, lei ha sentito un forte senso di solidarietà e di vicinanza da parte di tutti. Sì, questo nella tragedia che ha colpito le famiglie e tutta l'Arma dei Carabinieri, ma le famiglie soprattutto dei colleghi, la vicinanza della popolazione è forse la risposta più bella che arriva, perché il nostro servizio è al servizio della gente. Quando la gente capisce che quando qualcuno manca per fare servizio alla gente, si sente parte in causa nel dolore di questa tragedia. Grazie mille. Buona giornata. Grazie Francesco. E come dicevi tu, Nicola, col tuo ospite. Sì, prego. Grazie Francesco, continuiamo il giro, facciamo all'inizio dei giri rapidi così riusciamo a sentire tutti. Allora, Francesco Ratai è posizionato, ho visto prima nella zona della Camera Ardente, ci avvertiva Chiara Gaiani che dovrebbero esserci i familiari di Davide Bernardello, del puntato Davide Bernardello, dovrebbero essere quelli che vediamo inquadrati in queste immagini da Cristian Roque Allende, mentre Valentina Visentin sta attendendo anche l'uscita di altri colleghi feriti nella esplosione. Allora, restiamo così, abbiamo visto i nostri inviati e ci ricolleghiamo subito. Volevo sentire il colonnello Salvatore Gibilisco. Allora, intanto si è emozionato subito quando ha visto la copertina realizzata da Francesco Ciarone, lasciamo anche poi le immagini. Perché lo dicevamo prima, quando si è carabinieri lo si è per sempre, anche se poi si lascia l'attività in senso stretto, ma c'è un'emozione fortissima perché lei sa cosa vuol dire fare anche questo tipo di interventi. Certo, l'emozione è molto forte e in questi momenti mi ritornano in mente alcuni fatti purtroppo gravi. L'ultimo, anzi il penultimo comando presso la compagnia capoluogo di Rovigo, e purtroppo un mio collaboratore ha perso la vita lungo la Transpolesana mentre prestava soccorso ad un'auto in panne. È stato travolto da un mezzo pesante. Le immagini, la scena. L'appuntato qualche minuto prima era venuto nel mio ufficio a salutarmi. Cosa si prova in quei momenti? Beh, guardi, quando si va sul posto e trovi il collega scaraventato e lo prendi a pezzettini, immagini cosa si può pensare. Cerchiamo di essere freddi, cinici, ma purtroppo non è possibile, perché in quel momento stiamo facendo il nostro lavoro, ma dall'altro abbiamo perso un caro e valido collaboratore. Momenti di dolore, di sconforto, però come diceva prima il collega, il giorno dopo ci rimbocchiamo le maniche e iniziamo a lavorare per il bene della collettività, per il bene della comunità. La comunità, la collettività ha molto bisogno di sicurezza. Purtroppo in questo periodo c'è una percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Il nostro è un lavoro, oltre che rischioso, io direi che è una missione. Dedizione, amore, passione, spirito di sacrificio, di servizio, appartenenza, senso del dovere. E come dicevamo prima, non si smette mai di fare il carabiniere.
Peraltro, ecco, questi carabinieri, le 3 vittime di questa terribile tragedia, l'abbiamo raccontato anche in questi giorni, esperti, ed erano proprio, lavoravano in reparti operativi speciali, quindi gente che sapeva cosa faceva. Vediamo se ci sono delle immagini, no, vedo sotto delle immagini, ma casomai ci andiamo fra poco. Siamo sempre davanti alla Basilica di Santa Giustina. Dicevamo, cosa fanno questi reparti? Guardi, sono reparti all'interno della nostra grandissima organizzazione, gerarchizzata, verticistica e piramidale. All'interno ci sono molti reparti speciali, tra cui le API e le SOS. Per i telespettatori, in acronimo, API, aliquote di primo intervento. Le SOS, squadre operative di supporto. Quindi i 3 carabinieri erano molto capaci, competenti ed esperti e avevano portato a termine diverse operazioni di servizio. Immagini che le SOS dei carabinieri dipendono gerarchicamente dal comando generale, che è il massimo vertice dei carabinieri con sede a Roma, che ne decide l'impegno in base alle esigenze. Quindi nel momento in cui abbiamo spostato la SOS, che nel Veneto ha sede presso il 4° battaglione Veneto, è ovvio che l'intervento di per sé è rischioso, è molto rischioso. Per cui vi si presenta gente competente, preparata e specializzata. Queste sono unità specializzate, composte da militari, come dire, selezionati e formati per interventi antiterrorismo. E il comando generale ha la responsabilità di gestirle e schierarle sul territorio nazionale. Immagini che la formazione di queste squadre è coordinata dal GIS, in acronimo, Gruppo di Intervento Speciale. Penso che tutti conoscono l'eccellenza, la capacità, la competenza del GIS, che è stata fondata nel 1978 in pieno clima di emergenza Per gli anni di piombo, Brigate Rosse. Per le Brigate Rosse. Allora, la fermo un secondo perché Chiara Gaiani, vorrei andare da Chiara Gaiani e da Valentina Visentin. Chiara Gaiani alla Camera Ardente, però restiamo anche con Valentina Visentin. Vorrei capire qual è la più importante delle 2 situazioni in questo momento. Allora, forse, Valentina, cosa sta succedendo adesso? Qui stanno uscendo i vari gruppi militari pronti, che si stanno per preparare per il picchetto, perché come vi avevamo detto sarà un picchetto interforze, quindi non solo dei carabinieri come è stato ieri sera quando sono arrivate le salme per l'apertura della Camera Ardente, ma qui sul Sagrato di Santa Giustina sarà un picchetto interforze. Abbiamo visto i bersaglieri dell'esercito, ci sono i reparti speciali dei carabinieri, la Marina, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, che si sta per preparare appunto per il picchetto d'onore, il massimo tributo ai 3 carabinieri qui sul Sagrato di Santa Giustina, dove sono già arrivate anche il questore di Padova, il prefetto, che per tutta questa mattina hanno gestito le operazioni di preparazione alla cerimonia e ai funerali di Stato, che inizieranno puntuali alle 16. Prima ovviamente dicevamo il picchetto d'onore, mentre quando usciranno le bare al termine della cerimonia ci sarà il silenzio per i 3
militari dell'Arma deceduti a Castel d'Azzano. Qui intanto c'è grande emozione, abbiamo visto tanti abbracci tra i colleghi dei reparti dove erano impiegati Marco Piffari, Valerio Dapra e Davide Bernardello. Sono reparti speciali altamente preparati, il SOS di Mestre, la squadra operativa del battaglione di Mestre e le API, l'aliquota di pronto intervento di Padova, reparti speciali preparati, dicevamo, per questo tipo di operazioni anche di antiterrorismo. Quindi quando sono entrati in azione martedì notte sapevano che stavano affrontando una situazione veramente delicata e difficile, perché sono i reparti più specializzati per questo tipo di interventi, e un po' ce lo hanno raccontato anche i militari che avete visto, i feriti che avete visto, che abbiamo intervistato pochi minuti fa. Questo è come si sta preparando Santa Giustina. Perfetto, in lontananza vediamo Valentina. anche la gente Allora, che sta cominciando ad arrivare. Fra poco quindi potrebbero anche arrivare le prime autorità, anche se in realtà poi il Capo dello Stato arriverà credo proprio a ridosso della cerimonia. Noi andiamo torniamo da Chiara Gaiani, perché si sta per allontanare dalla Camera Ardente e vorrei un ultimo flash da quella zona. Chiara? Sì Nicola, allora i carabinieri ci hanno appena detto che tra pochissimo si chiuderà la Camera Ardente, poi noi tutti operatori del mondo dell'informazione saremo invitati ad uscire e ad attendere all'esterno della caserma del comando provinciale di via Erismondo. Abbiamo visto la spicciolata e penso le abbiate anche potuti far vedere in diretta alcuni familiari dei 3 carabinieri uccisi. Il fratello di Davide Bernardello con i genitori è entrato e uscito varie volte. Ci hanno raccontato anche che è stato qui fino a ieri sera e poi è ritornato anche questa mattina all'alba. Davvero straziante, commosso, davvero emozionante l'abbraccio ricevuto da uno dei feriti dal figlio di Valerio Dapra, che è presente qui con la compagna. Anche loro stanno facendo su e giù, sono davvero gli ultimi istanti ancora di dolore, ancora di commozione. Qui adesso non ci saranno altre forme di saluto come quelle che avevano accolto l'arrivo dei feretri ieri sera intorno alle 18:30, 18:33, ma il saluto sarà tributato sul sagrato della Basilica di Santa Giustina con il picchetto d'onore. Ci hanno detto che nel giro di un'ora, forse anche qualcosa in più, poi dalla caserma usciranno le salme dei 3 militari uccisi, che saranno poi seguite sulle auto, sulle gazzelle dei carabinieri dai familiari, che saranno accompagnati ancora una volta dai colleghi, dai fratelli, dagli amici dei loro cari che sono purtroppo morti mentre stavano facendo il loro dovere. Ecco, mi giro solo un attimo, ecco, lo vedete inquadrato il fratello di Davide Bernardello in completo blu. Ecco, direi che tra poco appunto ci hanno chiesto di lasciare il sagrato. Colgo l'occasione per ringraziare l'Arma dei Carabinieri per il supporto silenzioso costante che ci hanno dato in queste lunghe ore e anche per la loro presenza in questo momento di dolore che li ha visti davvero provati, ma come sempre pronti a fare il loro dovere, pronti a esserci. Grazie a Chiara Gaiani. Allora, prima di andare da Marta Zatta e Francesco Ratai, vi ricordo collegamenti flash. Rivediamo allora, queste sono altre immagini ma le vediamo fra poco. Rivediamo le immagini di ieri sera, quando le bare sono arrivate. L'abbiamo raccontato in diretta, e poi anche l'abbraccio straziante all'interno della Camera Ardente. Ripartiamo da qui, poi di nuovo in studio e con i nostri inviati.
totalmente staccato. Il lutto nazionale, l'emozione di ieri sera, il colonnello Gibilisco vi posso garantire è molto emozionato e lo possiamo capire ovviamente. Marta Zatta, rieccoci, siamo di nuovo da te. Sì, ci troviamo proprio davanti alla Basilica di Santa Giustina, dove in questo momento si stanno radunando tutte le persone, oltre che le forze dell'ordine, tante appunto le persone anche alle mie spalle, anche se mancano ancora 2 ore all'inizio dei funerali, come il signor Stefano, che è venuto qui non perché conosceva i 3 militari caduti, ma perché dispiace molto per questi 3 uomini, 3 carabinieri, 3 forze dell'ordine, 3 persone, 3 uomini che servivano la patria. Mi dispiace molto, penso che penso che è lutto nazionale, ma è anche un grosso lutto per tutta la città di Padova e penso che tutti i padovani in questo momento sono in lutto, sono molto tristi per questi 3 uomini. Sì, non si può ancora morire nel 2025 insomma in questa maniera. No, non si può morire per queste cose, per colpa di questi 3 persone malate di mente, se è giusto dire così. E non è giusto morire per colpa di queste persone, è un peccato, veramente, una grossa perdita per tutti noi, per tutto il popolo italiano. Ecco sì, quindi il pensiero del signor Stefano è il pensiero comune di tutti quelli che oggi arriveranno insomma, a dare sostegno ai familiari di questi 3 militari caduti, insomma una sofferenza generale sia da parte dei cittadini ma anche insomma, delle numerose forze dell'ordine che sono qui oggi insomma, per mostrare vicinanza ai loro colleghi. Nel corso della giornata insomma, ascolteremo anche la voce dei cittadini del motivo per il quale sono venuti qui insomma, a dare un sostegno alle famiglie. Per il momento è tutto a te la linea. Allora, vediamo, grazie Marta, vediamo se c'è Francesco Rattaio, torniamo da Valentina Visentini. Intanto, colonnello, dicevamo, sanno cosa vanno, lo hanno detto intanto in questi giorni, c'era l'emozione, forse fra poco la risentiremo anche del generale di Corpo d'Armata Luongo e dello stesso ministro Crosetto che sarà presente fra poco per i funerali di Stato. Uno dei carabinieri feriti ha detto: siamo carabinieri, sappiamo a cosa andiamo incontro, certo però che poi mettere di fronte al fatto compiuto è difficile accettarlo. Sicuramente non esiste la rassegnazione, non si può assolutamente accettare, però devo dire che i cuori e le coscienze sanguinano. Ma è doveroso, come diceva lei, andare avanti, guardare al futuro nel nome dei 3 carabinieri che
sono morti, sono deceduti durante un'attività di servizio, durante l'adempimento di un proprio dovere con la tradizionale professionalità, competenza, amore verso il proprio lavoro ed attenzione. Poi c'è, e vorrei approfondire dopo anche il rapporto poi con le famiglie, perché le famiglie dei carabinieri sanno, no, che ci sono questi rischi, però poi anch'esse si trovano di fronte a dei fatti compiuti che sono inaccettabili. Francesco Ratai, dove ti trovi? Però non ti sentiamo, Basilica ti vediamo, di adesso ti Santa sentiamo, Giustina. vai. Mi sentite? Adesso sì. Ecco, siamo in Prato della Valle, vedete alle mie spalle la Basilica di Santa Giustina, le autovetture sono tutte schierate nel lobo di Santa Giustina, qua arriveranno i ministri, la Premier, il Presidente della Repubblica, ma qua ci saranno anche tanti cittadini, ce ne sono già alcuni che stanno aspettando le 4 per il funerale, anche voi qua oggi per portare la vostra solidarietà. Sì, solidarietà agli appartenenti dell'Arma e ai defunti, insomma, ai familiari. Voi siete carabinieri? No, io sono della Polizia di Stato, un ex appartenente, ma conoscevo uno dei deceduti e vengo qua volentieri e con il cuore in mano. Sì, è una tragedia che ha colpito tutti. Sì, fortemente tutti, polizia, carabinieri, ma soprattutto genitori, moglie, figli, quindi un abbraccio forte veramente a tutti, veramente. Ecco, questo è il sentimento della piazza, Nicola, stanno arrivando in molti con fiori e cercheremo di raccogliere le loro testimonianze. Allora, grazie a Francesco Ratai. Non so se c'è Valentina Visentin pronta per raccontarci quello che sta accadendo. Siamo di fronte proprio alla Basilica di Santa Giustina. Valentina. Sì, eccoci di nuovo qui davanti alla Basilica di Santa Giustina, dove si sta ovviamente preparando. Già all'interno della Basilica hanno preso posto i primi ospiti, perché ovviamente solo 1200 persone possono entrare all'interno della Basilica. Oltre alle autorità, secondo il cerimoniale dovrebbero entrare poi per ultimi i ministri, la Premier Meloni, i presidenti di Camera e Senato e infine il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E poi ovviamente dovrebbe esserci il picchetto. Questo dovrebbe essere un po' come si svolgerà all'inizio, prima della cerimonia solenne dei funerali di Stato per i carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. Come vi può mostrare Sandro Ponchio in queste immagini, vedete si stanno già preparando tutte le persone in attesa davanti a Santa Giustina, con tutte le corone di fiori che sono aumentate nel frattempo per i militari. All'interno della caserma Salomone, dove noi adesso ci troviamo proprio davanti, sono entrati i compagni feriti e fra poco dovrebbero uscire per prendere parte anche loro alla cerimonia. Credo ci sia in corso un incontro anche per loro, che sono ancora molto provati dalle ferite e che quindi insomma hanno necessità anche di avere un momento di tranquillità prima di entrare e partecipare ai funerali, che per loro sarà veramente un momento carico di significato e di dolore, visto che hanno perso i loro colleghi. Come vedete si sta preparando il picchetto, si sta avvicinando alla scalinata di Santa Giustina, quindi segno che dovrebbe veramente mancare poco, perché alle 2 dovrebbe essersi chiusa la camera ardente, quindi si muoveranno i feretri verso la Basilica di Santa Giustina. Sono funerali di Stato con una cerimonia solenne, e come abbiamo raccontato anche 2 anni fa, quando morì il poliziotto Zorzino, ve lo ricordate, dopo aver salvato la vita al suo vicino di casa a
ad Anguillara Veneta. Anche in questo caso ci sarà un grande tributo delle forze dell'ordine, ma questi sono proprio funerali di Stato perché prevedono la partecipazione del Presidente della Repubblica e della Premier Meloni, e quindi vedete c'è grande, anche per noi non possiamo muoverci da qui dove siamo in questo momento, perché fra poco il piazzale verrà esclusivamente dedicato al picchetto e al passaggio delle autorità. Benissimo, allora facciamo così, andiamo velocemente in pubblicità, ritorniamo in diretta proprio con queste immagini e andremo anche nella zona della Camera Ardente fra pochissimo.